primo weekend di mascherine obbligatorie all'aperto in orario Movida e di conseguenza scattano i controlli coordinati dalla Questura che ha fatto già girare la circolare tra le forze dell'ordine. La polizia locale controllerà soprattutto le piazze degli aperitivi, Piazza delle Erbe, zona Pescherie Vecchie, Piazza dei Signori. Su questo lavoreremo in questa fase con un'azione di informazione, dopodiché dopo un certo periodo, nei prossimi giorni, lavoreremo anche sui controlli del rispetto delle ordinanze, quindi in maniera più rigorosa. Questa è la linea che ha dato anche la Questura. Il primo cittadino plaude all'impegno dei vicentini e nonostante manifesti la preoccupazione per i numeri crescenti del contagio, adotta almeno per ora una linea morbida. Sì, questa è una richiesta che ho fatto al Comitato Ordine e Sicurezza, sposata anche dal Questore, condivisa dal Questore, e quindi siamo già partiti noi come Polizia Locale in città a spiegare ai cittadini il comportamento. Devo dire che i vicentini stanno come sempre rispettando le regole molto bene, chiaramente c'è sempre qualche eccezione, su quelle eccezioni poi dopo l'informazione andremo anche a fare le verifiche ed eventualmente applicheremo delle sanzioni. L'ordinanza del Ministero della Salute ne prevede infatti l'obbligo dalle 18 alle 6 anche all'aperto, nelle piazze e negli spazi pubblici dove sia più facile il formarsi di assembramenti, una stretta che cammina a braccetto con la chiusura a discoteche e che guarda i giovani con particolare attenzione. E voi giovani vi sentite un po' con il dito puntato? Bah, in realtà no, perché nel senso nel rispetto anche delle altre persone, anche della sicurezza delle altre persone per me. Penso sia una cosa giusta, è stata fatta proprio nel periodo in cui i giovani si incontrano di più nelle piazze, quindi è onesto. Speriamo solo di non doverla portare tutto il giorno, ecco, questo sarebbe un po' più problematico. Credo che sia giusto multare chi non la mette. Sicuramente è giusto per tutelare un po' la sicurezza dei cittadini, ecco. E quindi sì, io approvo comunque questo, anche se in questo momento non ce l'ho, approvo l'uso della mascherina sicuramente, visto anche la situazione che non sta andando nel migliore dei modi.